Proseguono incessantemente i controlli del reparto operativo aeronavale di Palermo della Guardia di Finanza, finalizzati a tutelare l'economia e a contrastare le attività illecite. In questo contesto, i finanzieri palermitani hanno bloccato la navigazione di un peschereccio italiano che, partito dalla Spagna diretto a Malta, era condotto da un soggetto che ne aveva assunto arbitrariamente il comando a discapito della incolumità di cose e persone. Nell'ambito dei controlli messi in atto dalla Guardia di Finanza, secondo specifici indici di rischio, frutto dell'analisi del monitoraggio dei traffici marittimi, un'unità navale delle Fiamme Gialle di Trapani ha individuato un motopesca che trainava una grossa gabbia contenenti esemplari vivi di tonno rosso. Fuori dalle coste del Marsalese, dal controllo documentale, è emersa da subito la disuguaglianza tra le foto presenti sul titolo abilitativo della conduzione presentato e la fisionomia del soggetto che si è dichiarato essere il conducente del motopesca. I finanzieri hanno quindi effettuato una più approfondita ispezione a bordo, riscontrando, oltre all'assenza del vero comandante, quella di un alto membro dell'equipaggio, ovvero colui deputato alla gestione e al controllo del motori. I finanzieri hanno accertato che le irregolarità a bordo si protraevano da più tempo e pertanto, stante alle dichiarazioni rese in atti dai marittimi imbarcati, il soggetto è stato deferito all'autorità giudiziaria per usurpazione del comando del mezzo navale, per falsa dichiarazione su identità e qualità personali proprie, oltre che per l'esercizio abusivo della professione. Il vero comandante del motopesca, assente sul posto di lavoro, è stato deferito per abbandono abusivo di comando e induzione all'esercizio abusivo della professione. I membri dell'equipaggio dovranno così rispondere del reato di falsità ideologica commessa in atto pubblico per avere dichiarato circostanze mendaci circa la persona che arbitrariamente aveva assunto il comando del peschereccio. La componente navale del corpo rappresenta un fondamentale presidio delle acque territoriali, è contigua a tutela dell'economia legale per contrastare le attività illecite attraverso il mantenimento dell'operatività tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. Gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell'attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.